Oggi si presentano i progetti, oggi il Comitato Expo finalmente si racconta, ma se si dovesse raccontare in numeri, cosa succede? In numeri il Comitato Expo si racconta come un'esperienza virtuosa, nel senso che è un comitato che utilizza risorse che provengono dalla Camera di Commercio, in particolare dal Comune, dalla provincia, dal Casinò, da altri sottoscrittori come Confindustria, le associazioni di categoria, e con nemmeno 100.000 euro all'anno riesce a generare numerose missioni dalla Cina a qui, ad esempio, e numerose missioni da qui alla Cina da parte di operatori, ma soprattutto ha permesso di costruire dei progetti che raccontano Venezia, la sua provincia e l'area della città metropolitana in vista dell'Expo del 2015. Quindi un'esperienza che dimostra che mettendo assieme pubblico e privato, anche con risorse non particolarmente elevate, si possono ottenere grandi risultati. In questo momento particolarmente difficile per l'economia, un progetto come quello del Comitato Expo Venezia per l'area vasta veneziana, che è quella che copre la Camera di Commercio di Venezia, cosa vuol dire in prospettiva? Vuol dire moltissimo, perché sicuramente noi lo ribadiamo da più tempo, l'Expo del 2015 la stiamo vivendo sia come istituzione che come sistema delle associazioni che come imprese come un'opportunità di sviluppo, quindi per noi è un momento fondamentale questo qui, le imprese si stanno preparando per essere pronte e ci auguriamo che sempre di più seguano questo progetto, con questo obiettivo di Venezia che non va all'Expo ma l'Expo che viene a Venezia, diciamo così, e quindi l'obiettivo di intercettare qui sul territorio le esperienze. Per cui questo è il motivo per cui a Milano la Camera di Commercio di Milano, a Venezia la Camera di Commercio di Venezia hanno un ruolo propulsivo, sono il cuore di questo comitato. Ma assolutamente sì, gli amici milanesi, il presidente Sangalli, il segretario Chevallard, siamo spesso in contatto con loro, ci siamo sentiti e quindi è proprio questo l'obiettivo di due istituzioni, e noi ci auguriamo se ne aggiungano molte altre, che sul territorio lavorano assieme non in concorrenza ma con un regime di sussidiarietà per promuovere il bene delle imprese.